Rivoluzione di inizio anno per i 115.000 disabili veneti che hanno diritto al Pass Blu. Si potranno infatti muovere con tranquillità in tutte le zone a traffico limitato del Veneto. Il nuovo permesso ZTL è infatti unico per l'intero territorio regionale. Rilasciato dai singoli comuni, consentirà l'accesso a tutti i centri cittadini. L'iniziativa, dal nome che lascia pochi dubbi, ZTL Network, è stata presentata oggi a Palazzo Balbi e sarà operativa fin da subito nei 23 comuni che hanno zone a ridotto flusso veicolare. Un primato veneto, questa iniziativa che toglie una barriera alle tante quotidiane che ogni giorno le persone con disabilità devono affrontare. È innovativa, prima a livello nazionale, iniziamo bene l'anno, 115.000 disabili del Veneto che hanno il Pass Blu per la loro auto potranno andare in tutte le ZTL del Veneto senza avere più sorprese, multe, contravvenzioni e ovviamente complicazioni. Il Pass unico nasce dalla collaborazione tra amministrazioni, in particolare dei comuni capoluogo e delle associazioni dei disabili. Oltre all'aspetto sociale se ne aggiunge anche uno economico. Ogni anno vengono infatti effettuati circa 10 milioni di controlli tramite varchi ZTL. Le circa 250.000 contravvenzioni sanzionano però anche cittadini disabili provenienti da altri comuni. Il costo complessivo a carico di tutte le amministrazioni del territorio per la gestione del capitolo ricorsi è di circa 500.000 euro. Con il sistema regionale di condivisione implementato si potrà evitare di multare chi ha tutto il diritto di entrare nelle zone a traffico limitato.